Sono lavorato non finita io, Che anno era? il mese del 21. E come se la trova? E ho lavorato finalmente che dopo è venuto in Fascischi, ha spaccato l'officina, ha spaccato tutto perché il padrone era repubblicano, Ruffini era repubblicano. Mancava 6 mesi di andare soldato, sono finito che andare a lavorare in giù, sotto casa e dopo sono soldato. E io si ricordi, io ero là? E era dentro E l'officina. cosa l'hai fatto? E gli ha spaccato tutto, con le masse, gli ha spaccato i torni, gli ha spaccato le piale, gli ha spaccato tutti i macchinari, gli ha spaccato, con le masse gli ha spaccato proprio. Spaccato. Che masse che avevi? Masse di ferro, no? Masse di ferro che batte. E, Masse di ferro. e in quanti eri? Ah, sai, una squadra delle squadristi, era una ventina. E altri operai? Andava in cerca che, perché gli aveva detto che gli operai aveva le rivoltelle sui cassetti di ferri. Andava in cerca di qui, dopo passo avanti. Invece non avevi rivoltelle? No, non gli ha trovato niente, ma era su quel peron perché proprio era del Puglia. Come si chiamava il peron? Ruffini, sulla Roia. E cosa producevi in Roggia? Ah, cancellate, ringhiere, così, e anche dopo roba che veniva dalla fonderia in chiesa a tornilli, a pialarle. Avevi lavoro abbastanza? Sì, Quanti dipendenti eri? sarà 50-60 dipendenti. Vero? L'anno che era la siega. Ma eri su un piano Sì, solo? sul pian terreno, basta. Ma dopo era un bel cortile grande e in fondo era il Forge dove era il fabbrica E quando facevano questi fascisti, altri cosa avevi fatto? niente, tutti armai per pistola in mano, tutti armai, fermi tutti che non facevamo niente, noi andiamo in cerca delle robe, quando che stai fermi noi non facciamo niente, Cosa andavi in cerca? le pistole, perché io detto che io operai le pistole, e dopo gli ho rotto tutto, e dopo gli andai via. E il peron cosa aveva detto? Ah, niente? Ieri era il peron. No, non era, no. E il capo fabbrica chi era? Gli era un meridionale, ma non mi ricordo il nome, era un meridionale.